Io sono Beatrice Canetto e a fine 2012 insieme al mio socio Luca Fresi abbiamo fondato la Bitiatech come startup innovativa e quindi già da lì si capisce che l'innovazione era già al centro dei nostri obiettivi, ecco. Abbiamo iniziato lavorando con subito grandi clienti nel settore automobilistico, industriale, nell'ambito di sistemi elettronici embedded, quindi significa informatica e firmware che viene programmato nei microprocessori, quindi cose un po' particolari, per noi molto affascinanti e molto belle. Oggi siamo una PMI. Abbiamo più di 25 dipendenti, un team tecnico di 25 dipendenti composto da ingegneri, fisici, informatici, che opera in più settori, sempre settori tecnici che hanno a che fare con l'elettronica, l'informatica. Abbiamo dei progetti ambiziosi e quindi grazie anche proprio ai progetti di ricerca e sviluppo abbiamo sempre acquisito nuove tecnologie, siamo cresciuti e oggi appunto abbiamo anche l'ambizione di andare avanti con prodotti nostri sviluppati all'interno di Bitiatech. Le ragioni che ci hanno spinto a partecipare al bando sono state molteplici. La principale sicuramente perché amiamo l'innovazione e amiamo partecipare sempre a nuove opportunità. L'altra è che abbiamo conosciuto il team di genetica medica del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università degli Studi di Cagliari. Ci siamo trovati subito in sintonia, loro avevano un'idea molto molto interessante che aveva a che fare con lo studio della genetica, avevano bisogno di qualcuno che gli ingegnerizzasse queste idee, questi studi che loro stavano portando avanti e da lì è nata l'idea di partecipare al bando. Io sono Alessandro Murru, lavoro in Bitiatech. Per quanto riguarda il progetto mi sono occupato della gestione del team tecnico. Il progetto consisteva nella creazione di una piattaforma innovativa per l'elaborazione dei dati genetici. I ragazzi della genetica medica si sono rivolti a noi per avere un aiuto nel loro modo di lavorare. Quindi ci siamo interfacciati con loro, abbiamo lavorato, ci hanno istruito perché comunque i dati genetici non sono proprio semplicissimi. Abbiamo creato un'applicazione molto innovativa in grado di gestire questi dati genetici a seconda di come sono impostati dal medico. Abbiamo creato un portale e una piattaforma che può essere applicata anche in diversi contesti, non solo per quanto riguarda la genetica medica, ma potrebbe essere applicata anche in altri contesti che non siano esclusivamente quelli del team che ci ha coinvolto. Il contributo di Sardegna Ricerca è stato importantissimo, oltre che per l'aspetto economico, perché ha fatto un po' da collante per quanto riguarda la realtà sarda, perché Bitiatech è un'azienda sarda e grazie a Sardegna Ricerca abbiamo potuto operare direttamente in sinergia con delle aziende sarde come il team di genetica medica dell'Università di Cagliari, che probabilmente senza Sardegna Ricerca non avremmo agganciato.